bolletta, molti pubblici esercizi rischiano la chiusura a Mestre, ma decidono di non aderire alla protesta indetta da Confcommercio di spegnere le luci a mezzogiorno. Uccisa con un colpo in testa all'ospedale civile di Venezia, il GIP respinge per la terza volta la richiesta di archiviazione per la morte di Sissi Trovato Mazza, l'agente di polizia penitenziaria. Forte aumento di morti sul lavoro nel Veneto nel 2022, fino a luglio sono state 2 alla settimana. La provincia di Venezia è la più colpita, dopo Verona. Ancora in civiltà a Venezia, l'ultimo episodio ha visto un ragazzo tuffarsi dal ponte RCTV nella notte mentre si avvicinava a un vaporetto, mettendo così a rischio la propria incolumità. Oggi la mostra di Venezia si apre nel segno di Catherine Deneuve, che stasera riceve il Leone d'Oro alla carriera. La pioggia del mattino ha costretto agli straordinari per rimettere in sesto il tappeto rosso, dove tra poco passeranno i divi. Incidente in moto a Campodarsego, un motociclista di 76 anni in Santa Maria di Sala, nel veneziano, è ora in ospedale dopo essere finito contro un'auto che stava sorpassando il filo in coda. Chioggia è tra le 52 mete mondiali di vacanza suggerite per il 2022 dal New York Times, che premia l'autenticità della gente, l'arte del centro storico, il mercato del pesce e i palazzi. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito questa sera in primo piano il caro bollette, perché i pubblici esercizi rischiano la chiusura e a Mestre gli esercenti non hanno aderito alla protesta indetta da Confcommercio di spegnere le luci per un quarto d'ora. Ma lei potrebbe rischiare anche di chiudere? Sì, è molto probabile. Confcommercio dice no al caro energia e per questo motivo ha indetto oggi da mezzogiorno a mezzogiorno e un quarto una protesta dove i pubblici esercizi avrebbero dovuto spegnere le luci in forma di protesta. Ma a Mestre i pubblici esercenti hanno detto di no e sentiamo il perché. Sta roba qua è stata decisa ieri, a me è arrivata un'email questa notte, tra l'altro neanche ieri nel giorno. Cioè, tu spegni che cosa hai risolto? Non lo sa nessuno sa di sta protesta se non che noi commercianti. Cioè, la trovo assurda e inutile, cioè, ci sono altri tipi di protesta da fare. Io mi trovo, ho fatto un conto così, un 10.000 euro nella mia attività di spese in più che non sai dove coprirle. Sotto l'incalzare della crisi energetica, le piccole e medie imprese sono in forti difficoltà, esercenti stremati che rischiano di abbassare le saracinesche, cessando così di esistere per via dei costi del tutto fuori controllo. Io mi sto trovando con una media che avevo fino a un anno fa di 1.000 euro circa ogni 2 mesi, l'ultima mi è arrivata di 2.383, cioè, che è molto importante. L'unico modo sarebbe quello di riversare i rincari sul cliente finale, che però paga già la bolletta a casa più cara, paga tutto più caro, quindi andremo a ridurre la loro spesa, la loro disponibilità di spesa e a ridurre gli incassi. Se qua accenni a aumentare un prezzo sono pronti a fucilarti, ma a parte questo, più tu aumenti più perdi clienti, per cui il cane che si morde la coda. Lei rischia la chiusura nel caso continui l'aumento? Dipende da quanto dura. Per adesso teniamo botta, in pratica non abbiamo utili, lavoriamo per mantenere gli stipendi dei dipendenti, abbiamo 20 persone che lavorano in questa azienda, per noi è importante anche la loro serenità, il loro futuro, in attesa che si sblocchi qualcosa. Cambiamo ora pagina, perché la richiesta di archiviazione della procura sulla morte della guardia carceraria Sissi Trovato Mazza è stata respinta per la terza volta. Le indagini sulla morte di Sissi Trovato Mazza devono proseguire. Per la terza volta il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura. Nel 2016 la giovane agente di polizia penitenziaria fu trovata gravemente ferita da un colpo di pistola alla testa nell'ascensore dell'ospedale civile di Venezia, dove si trovava in servizio esterno per verificare la situazione di una detenuta che aveva partorito. La morte di Sissi sopraggiunse nel 2019, dopo 3 anni di coma. Le circostanze del ferimento, che sarebbe poi risultato fatale, rimangono ancora poco chiare. Alla prima ipotesi, quella del suicidio, fu successivamente affiancata quella di un possibile omicidio, così come sostenuto da subito dalla famiglia. Dopo essere già stata respinta 2 volte, quindi, la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura è stata nuovamente bocciata dal GIP, che ha accolto l'opposizione proposta dai legali della famiglia. Il giudice ha quindi deciso di rinviare nuovamente gli atti al PM affinché proseguano le indagini.
Aumentano le morti sul lavoro in Veneto, Venezia, la provincia con più decessi dopo Verona. Da gennaio a luglio del 2022 in Veneto 60 persone hanno perso la vita al lavoro, 7 in più rispetto al 2021. La media drammatica di 2 morti alla settimana dall'inizio dell'anno indica Venezia tra le province della regione col maggior numero di decessi assieme a Verona e Vicenza. In termini assoluti, il Veneto è la seconda regione italiana dopo la Lombardia per morti sul lavoro. Ma secondo lo studio di Vega Engineering di Mestre, anche l'indice infortunistico, cioè il rapporto tra gli infortuni mortali e la popolazione lavorativa, vede il Veneto sopra la media nazionale. Generalmente i settori dove avvengono gli infortuni mortali sono purtroppo sempre gli stessi, in primis le costruzioni, manufatturiero e la logistica. Per contro le costruzioni hanno un numero di lavoratori alto ma non paragonabile come quantità al settore manufatturiero, e quindi vedere che nelle costruzioni avvengono tanti infortuni significa che stiamo di fronte a un settore in cui il rischio di infortunio mortale, quindi infortunio più grave, è molto elevato. A volte può capitare che mestieri che richiederebbero un certo apprendistato siano svolti da lavoratori impiegati temporalmente nel settore, magari in attesa di un'altra occupazione. Teniamo conto anche di un altro fattore che è altrettanto interessante, che è l'età. Se noi andiamo a vedere gli infortuni soprattutto mortali avvengono con maggior frequenza quando si diventa vecchi, quando ci sono lavoratori anziani. Le norme per la sicurezza sul lavoro ci sono e, se osservate sempre, potrebbero ridimensionare sensibilmente questa drammatica contabilità, ma non sempre è così. Si pensi che spesso gli infortuni mortali, soprattutto nel settore delle costruzioni, coinvolgono il datore di lavoro, e qui si va oltre a quello che può essere il mero ragionamento del risparmio, perché evidentemente se anche il datore di lavoro rischia la sua vita vuol dire che c'è proprio un problema culturale. Ancora bagni e tuffi nei canali di Venezia, l'ultimo nella notte, in attesa del vaporetto. Il turismo cafone non sembra aver tregua quest'estate a Venezia. Ecco l'ultimo dei tanti episodi avvenuto ieri sera. Come possiamo vedere da questo video di Venezia, non è Disneyland. Un tuffo in notturna in laguna dal pontile ACTV, proprio perché l'individuo in questione non riusciva a resistere alla calura estiva o semplicemente per spavalderia. Il fatto sta che i canali di Venezia, dall'acqua si sa non proprio limpida, diventano il palcoscenico dei tanti sportivi improvvisati e totalmente incuranti dei loro comportamenti inadeguati. Impossibile non ricordare la performance acquatica dei 2 turisti con il surf elettrico sul Canal Grande lo scorso 17 agosto, o i provetti nuotatori dal tuffo sincronizzato, per non parlare del bagno di mezzanotte quasi romantico di questo ragazzo finito sulla pagina Facebook di Venice Goldon, dove ha riscosso un certo successo o insuccesso dal popolo del web. Il fatto sta che alle prove su acqua si aggiungono anche quelle su terra, e Venezia diventa un vero e proprio villaggio vacanze, perché con il liberi tutti post pandemia ritorna anche il visitatore cafone, non curante dei divieti posti dall'amministrazione comunale e forse anche della propria vita, perché le acque lagunari a volte possono diventare insidiose. Lasciamo per un secondo la cronaca, perché questa sera ci sarà l'apertura ufficiale della 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Lì per noi a raccontarci tutto il nostro Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo. Buonasera Sharon, sì, è appena passata proprio pochi secondi fa Catherine Deneuve, che ha rilasciato poche battute. Sono molto felice che questa sera, in apertura della cerimonia di inaugurazione, riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Tantissimi fans sul red carpet. Adesso il red carpet si è praticamente di fatto appena concluso con il passaggio del cast seriale del primo film in concorso, e la parola tra qualche minuto qui dalla Sala Grande del Lido passerà alla madrina allo zio Muñoz Morales, che dichiarerà aperta la mostra e che farà il suo discorso. Tante celebrità, tanta mondanità, tanti politici anche e personaggi del mondo della cultura della città di Venezia. Ma questa, come dicevamo, è stata la giornata del ritorno alla luna di Catherine Deneuve. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato.
Bella di giorno, in cui lei era protagonista, che vinse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Catherine Deneuve sbarca di nuovo in laguna per ricevere il Leone d'Oro alla carriera, accolta da un tripudio di fan già in attesa dalle prime ore del mattino. In conferenza stampa Deneuve ha dichiarato: quando ho cominciato non conosceva il cinema così, ho avuto la grande fortuna di lavorare con Jacques Demy, quando ero molto giovane, dunque è stato molto importante per me, perché darmi avevo fatto pochissimo film e veramente una ragione maggiore di incontrare il cinema. E anche oggi quello importante per me è di fare un film. La leonessa di giornata poi spiega la sua priorità numero 1. Nel film, prima di tutto, è la storia che vado a fare. Questo è il più importante, la sceneggiatura. Però a me che mi piace l'ambiente veramente con la gente con la quale vado a lavorare, chi conosco ha lavorato e chi vado a scoprire. Io amo sempre il cinema molto, veramente molto, e io vado al cinema e io amo vedere film in cinema, è sempre rimasto. Anche oggi ho avuto dell'entusiasmo per dei film anche se nuovi, può essere, sì. E questo, per fortuna per me. Al Lido sperano di incontrarla e alla favorita di Luca Pradel gli hanno dedicato perfino un balcone. È già visibile da oggi, la sera sarà illuminato con delle luci particolari dove risalterà con la scritta Leone d'Oro alla carriera a Catherine Deneuve. Ma questa edizione del festival è un'edizione importante perché la mostra compie 90 anni e perché è ovviamente l'edizione della ripartenza dopo 2 anni di pandemia, ma è anche una edizione speciale perché c'è stato un incontro tra l'Academy e quindi l'Oscar e il Leone di Venezia. E con questo servizio, se non hai domande, restituisco lì nello studio. Non era mai accaduto che l'Academy arrivasse a Venezia in visita ufficiale. Credo che sia anche questa necessità di dialogo fra grandi istituzioni. Il cinema è un grande mare ma è anche una grande famiglia, che le istituzioni si parlino anche per parlare di futuro in un momento in cui le nuove tecnologie stanno portando delle modifiche importanti è secondo me una necessità ed è bello e significativo che questo incontro avvenga a Venezia nel momento in cui tra l'altro i vertici dell'Academy sono appena cambiati. Il presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto accoglie i vertici dell'Academy in laguna e si prepara a consegnare il Leone d'Oro alla carriera a Catherine Deneuve nella serata di inaugurazione. Una mostra piena di titoli, talenti, creatività, novità, opere prime e anche qualche sorpresa, sia dal punto di vista della logistica del Lido. Siamo in una sala nuova per le conferenze stampa, una bellissima sala. Oggi, in un festival senza più restrizioni dovute alla pandemia, nell'anno in cui la mostra compie 90 anni, la mente torna indietro alla Kermesse del 2019, organizzata con coraggio, in piena emergenza come una scommessa vinta. 2 anni fa non sono salito sul palco perché mi sembrava molto bello, in un anno così anche difficile, che a consegnare il Leone d'Oro alla carriera a Tilda Swinton fosse un'altra straordinaria attrice e una magnifica persona che era Cate Blanchett. Mi sembrava che così un presidente che sale sul palco poi ci si aspetta che dica delle cose, avrebbero potuto essere dette solo delle cose attinenti alla situazione sanitaria e mi sembrava che insomma stridesse un po' con la voglia di celebrare anche una festa e una vittoria nell'essere riusciti a fare la mostra. Quest'anno salirà sul palco per consegnare il Leone a Deneuve. Di Catherine Deneuve Roberto Cicutto sottolinea questa caratteristica. È una donna straordinariamente intrigante da tutti i punti di vista, non solo per la bellezza, non solo per il talento, ma perché si sente sempre una vibrazione diversa quando si sta con lei, si sente un qualche cosa di universale. Forse non si capisce fino in fondo che cos'è, ma perché ci riguarda tutti. Grazie al nostro Lorenzo Maier che da Venezia con questi servizi ci racconta la mostra del cinema. E ora cambiamo decisamente pagina e torniamo a parlare di cronaca. Un incidente intorno a mezzogiorno in via Capitello a Campodarsego. Un motociclista di 66 anni residente a Santa Maria di Sala nel Veneziano è ricoverato in ospedale dopo essere finito con la sua 2 ruote contro un'auto che stava sorpassando. Tra i primi a prestargli soccorso il figlio che viaggiava in moto dietro di lui. Il 60enne è stato trasportato all'ospedale di Campo San Pietro.
Piero. Sul posto per i rilievi dell'incidente 2 pattuglie della Federazione della Polizia Locale che per circa un'ora hanno istituito un senso unico alternato sulla strada. E dopo Villa Rodella finisce all'asta anche l'ex quartiere generale della Mantovani, il colosso delle costruzioni coinvolto dallo scandalo Mose. E questa è la sede di Via Belgio in zona industriale a Padova che potrebbe essere aggiudicata all'asta il prossimo 25 ottobre. Uffici, deposito, magazzino, uno scoperto e un impianto fotovoltaico di oltre 2300 metri che tra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo hanno ospitato il quartier generale della Società di Costruzioni Mantovani, leader del settore delle opere pubbliche, impegnata tra gli altri nella realizzazione del passante di Mestre, dell'ospedale all'Angelo, del Mose. E proprio lo scandalo Mose ha rappresentato per l'azienda una sorta di canto del cigno, l'arresto del presidente Pier Giorgio Baita, che poi ha patteggiato, la perdita di clienti e di mancati incassi dovuti a processi e contenziosi. Dopo una prima asta andata deserta a giugno, si riparte da una base di 2.539.000 euro. E approderà in comune tra 2 settimane il caso delle 8 famiglie sotto sfratto a San Pietro di Castello per far posto ad un albergo. E mi hanno dato 60 giorni di tempo per sgomberare l'area demaniale. Quanti ne rimangono? 30 giorni circa. Che cosa significa per la sua attività? Diciamo ridurre notevolmente l'ambito del lavoro. Sono trascorsi quasi 60 anni da quando il padre di Roberto De Pellegrini ha fondato questo cantiere per imbarcazioni a San Pietro di Castello. Circa la metà del terreno su cui si trova è di proprietà del demanio e fa parte di quel lotto destinato ad ospitare quasi 3.500 metri quadri di un nuovo albergo all'ex caserma Sanguinetti. È il progetto di un'impresa francese che coinvolge anche l'ex monastero di Sant'Anna, una questione in cui la parola è passata agli avvocati. Non posso arrendermi, anche perché in queste attività ci sono attività fiorenti e attività che barcollano un pochetto, perciò anche la pandemia ci ha dato il colpo di grazia e perciò dobbiamo anche pagare robe vecchie, perciò chiudere non posso neanche se voglio. Assieme a Roberto ci sono anche le ultime 8 famiglie rimaste ad abitare all'ex caserma Sanguinetti, tutte con la lettera di sfratto entro 3 anni, ed un movimento che al motto di Salviamo San Piero e Sant'Anna ha raccolto solamente tra gli abitanti dell'area più di 1000 firme. La Commissione Comunale discuterà la petizione per San Pietro di Castello il 14 settembre. Venezia stanno facendo bene per il turismo, però giustamente se non ci sono gli operatori all'interno della città, il turismo anche avrà delle difficoltà a viverci. Lavoro, salute e ambiente sono tra le priorità del programma elettorale dell'Alleanza Verdi-Sinistra. All'interno della coalizione di centro-sinistra, assieme a Partito Democratico, Più Europa e Impegno Civico, l'Alleanza Verdi-Sinistra presenta candidati e programmi per le elezioni del 25 settembre, partendo da 3 parole d'ordine: ambiente, lavoro e salute. Queste sono le priorità, sono i beni comuni e devono essere garantiti a tutti i cittadini ovunque loro abitano. L'ambiente perché è la sfida del futuro e anche dell'oggi. Il lavoro perché bisogna dire basta precarietà e perché ci vuole qualità del lavoro, e naturalmente la salute perché a tutti deve essere data la possibilità di poter essere curati. L'attenzione alla persona si traduce in diritto alla casa, contrasto alla precarietà e al lavoro irregolare, salario minimo di almeno 10 euro l'ora, in una parola giustizia sociale. E noi sappiamo che anche nella nostra regione le ingiustizie sono moltissime. Intanto ancora una differenza veramente notevole tra la situazione occupazionale delle donne e degli uomini, e poi le future generazioni, giovani molto preparati, istruiti, formati, che vanno all'estero. Tra i punti fondanti anche la sicurezza. La lotta alla criminalità, sostiene l'Alleanza Verdi-Sinistra, si vince con un programma più ampio rispetto alla destra. Dove ci sono gli spacciatori ci sono i delinquenti, quindi bisogna fare la repressione. Ma se a questo non accompagni interventi sulle questioni sociali, quindi le attività sociali che si possono fare, progetti di riqualificazione urbana, è evidente che tu fai un lavoro a metà, ma questo non lo diciamo solo noi che stiamo da una parte politica, te lo dicono anche le autorità predisposte alla sicurezza. In ultimo, un appello agli elettori indecisi o tentati dall'astensione. Cerchino di vedere veramente, di guardare con speranza e fiducia a noi
una come me per esempio, che conosce bene la fatica quotidiana delle donne e che sa mettere al primo posto una politica vicina alle persone. Quest'estate Chioggia è tra le 52 mete mondiali di vacanza suggerite per il 2022 dal New York Times, in un articolo che ne esalta le bellezze storiche e l'architettura, che fanno sì che la città possa trasformarsi in una vera e propria via di fuga dal turismo di massa. Sempre secondo il New York Times, Chioggia deve essere vissuta nella sua totalità per scoprirne i segreti, capirne l'autenticità della gente, apprezzare l'arte, il centro storico, il mercato del pesce, i palazzi e i ponti. Questa era l'ultima notizia, vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera a tutti. Benvenuti al Meteo. Il mese di settembre inizia con un'atmosfera alquanto instabile, avremo ancora qualche fenomeno sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di giovedì risulterà piuttosto nuvolosa, lo vedete. Al mattino avremo occasionali piovaschi sparsi, ma via via in esaurimento. In pianura non si escludono dei momenti più asciutti con schiarite al pomeriggio, mentre sui monti saranno possibili ancora dei rovesci. Temperature in locale calo, minime tra 14 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 27 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui molte nubi, nel pomeriggio qualche pioggia sparsa e qualche isolato rovescio o temporale. Temperature minime sui 17-19 gradi, massime sui 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà piuttosto variabile, avremo maggiori schiarite che saranno però alternate a nuvolosità e a qualche acquazzone. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 27-29 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia.